Il drammatico incidente stradale che sabato notte ha coinvolto 3 auto nel tratto di strada che collega Nuoro a Pratosardo e alla 131 ripropone il problema della pericolosità di quell'arteria che rappresenta uno dei punti nodali del flusso veicolare cittadino. Al di là delle responsabilità personali dell'incidente, che ha visto il ferimento di 4 persone, 2 delle quali ricoverate in gravi condizioni nell'ospedale San Francesco di Nuoro, la strada a 2 corsie sopporta quotidianamente un alto volume di traffico, specie nelle ore di punta. La mattina è percorsa nelle 2 direzioni da tanti nuoresi che lavorano a Pratosardo fuori città, mentre in entrata si registra l'arrivo di chi dal circondario intende raggiungere il capoluogo per questioni di lavoro o per sbrigare pratiche. Un lungo serpentone di auto che, specie in presenza di nebbia, di neve, ghiaccio o di forti piogge, vede il verificarsi con frequenza di incidenti non della gravità di quello riscontrata sabato notte, ma che mettono in rilievo l'inadeguatezza della strada a sopportare un alto volume di traffico, anche perché la sezione stradale che rappresenta il prolungamento di Viale Segni è una strozzatura rispetto ai tratti di strada che lo precedono e lo seguono, che sono a 4 corsie. Le 2 corsie senza spartitraffico ne accrescono la pericolosità, accentuando il rischio di scontri frontali dalle conseguenze incalcolabili. Le immagini relative al sinistro di sabato notte sono eloquenti. C'è un progetto per la realizzazione delle 4 corsie che potrebbe ridurre in maniera strutturale il tasso di pericolosità della strada. La bassa velocità e la prudenza degli autisti poi dovranno fare il resto, ma al momento, come è accaduto alle auto coinvolte nell'incidente di sabato, c'è poco da fare per evitare la carambola impazzita di un veicolo che abbia perso il controllo.